Ad Agrigento domani giovedì 18 luglio alle fabbriche in piazza San Francesco alle ore 19 interverranno i giornalisti e scrittori agrigentini Carmelo Sardo e Gaetano Savaterri che, traendo spunto dai loro libri Cani senza padrone di Sardo e I ragazzi di Regalpetra di Savaterri, saranno al centro di una conversazione letteraria moderata da Salvatore Picone sul tema Mafia di casa nostra. Ascoltiamo dunque Sardo e Savaterri. Sono particolarmente fiero e orgoglioso, tornando nella mia città Agrigento, di poter partecipare a un evento organizzato dal Centro Culturale Pierpaolo Pasolini con Zolfo Editore giovedì 18 luglio alle ore 19 alle fabbriche Chiaramontane, insieme a un grande maestro come Gaetano Savatteri, caro amico, per parlare di mafia di casa nostra attraverso due nostri libri targati Zolfo, il mio Cani senza padrone, che racconta la parabola della Stigia e dei picciotti che uccisero il giudice Rosario Livatino, e I ragazzi di Regalpetra di Gaetano Savatteri. Sarà un'occasione di confronto molto importante e molto istruttiva. Vi aspettiamo. Il 18 luglio alle 19 alle fabbriche Chiaramontane di Agrigento, ultimo appuntamento della rassegna organizzata dalla casa editrice Zolfo ad Agrigento, appunto, con Carmelo Sardo, autore del libro Cani senza padrone, e me, Gaetano Savatteri. Discutiamo insieme di quei libri che raccontano storie parallele sulla mafia agrigentina degli anni 80 e 90. Che cosa è rimasto di quella stagione, dopo i lutti, le sofferenze, le prigioni e i dolori? Cosa è rimasto oggi? E possiamo ancora dire che quella stagione è completamente finita?